Grazie. Bene, ecco, il mio compito è quello di portarvi ed illustrarvi un'area del territorio. L'area del territorio, torno indietro un attimo, ecco qua, questo è il comprensorio del Consorzio Piave, si trova nell'alta pianura trevigiana, diciamo in corrispondenza con la provincia di Treviso. È il contorno nero che vedete nella slide. Esattamente alla chiusura del bacino montano del fiume Piave, che oltre che il nome ci dà l'acqua, evidentemente. Vedete infatti in basso nella slide, che adesso ingrandisco, ci sono dei punti che ora lampeggiano e sono le tre nostre grandi derivazioni dal fiume Piave. Sono tre, sono robuste, sono significative, così come la legge li definisce, e danno luogo all'alimentazione di quelle reti che vedete in rosso e in verde e che innervano quell'area del territorio da parecchi anni. C'è un'altra linea su questa planimetria che vedete ed è quella linea viola che taglia il nostro territorio circa a metà. È la linea delle risorgive ed è importante perché è direttamente collegata con quello che noi stiamo sperimentando. Questa è la classica sezione del nostro territorio, l'avete già vista in varie riproduzioni. Alta pianura, terreno molto permeabile, materasso quindi filtrante, bassa pianura, terreno più pesante, affioramento della falda. Ci troviamo proprio nella zona tra l'alta pianura e l'affioramento della falda. Una sezione fatta tra Montebelluna e il fiume Sile dà proprio evidenza a questo. Questo è il motivo che ha portato, pensate, nel 1436 la Repubblica Serenissima Veneta a decidere di operare di costruire quelle grandi derivazioni del fiume. Questa è una carta conservata, storica, conservata ai Musei Vaticani, 1640, la carta del Bleu, che mostra evidentemente già adesso, vedete in quei due punti lì, già a quell'epoca, i due punti con le reti derivate. Quindi stiamo parlando di storia, stiamo parlando di acqua che era stata portata in quei luoghi perché c'era bisogno di acqua da bere per uomini e animali. Questo si legge sulla documentazione storica. Primo bisogno, uomini ed animali da dissetare. Questo era l'antico sbarramento del fiume Piave. Siamo arrivati, vedete, quelle persone sono dell'epoca, una delle rare foto che abbiamo, Piave ricco d'acqua. Lo sbarramento che consentiva la derivazione era fatto ancora con quelle modalità: legno, legname e materiale litoide, sassi. E d'altra parte all'interno si stava sviluppando, questa è una carta del 1780, è il cosiddetto Prati, dal nome di chi l'ha disegnata, si stava sviluppando un territorio e quindi anche una realtà sociale che era direttamente collegata all'acqua. Quelle linee che vedete, che uniscono le varie, vedrete dei punti rossi, sono delle chiese, i villaggi, quelle linee sono corsi d'acqua che venivano derivati da in alto, la presa è quella di Fener, e venivano a consentire la vita in quei luoghi dove nella realtà l'acqua mancava. Perché mancava? Per quella motivazione legata all'estrema permeabilità dei suoli, non consentiva di trattenerla. Pensate che lungo tutta quest'area non c'è idrografia naturale permanente, quindi tutto quello che c'è è dovuto alle derivazioni. Derivazioni che, parliamo di oggi, ci consentono di produrre prodotto agricolo. Noi abbiamo 51.000 ettari irrigati con strutture fisse, a pioggia e a scorrimento. Lo dico sì, purtroppo anche a scorrimento, quell'antica modalità, che forse conoscete, le canalette, chi gira dai nostri posti li vede subito, le canalette che portano cospicui corpi d'acqua attraverso strutture costruite nel dopoguerra e ormai ridotte oggettivamente male. Per metà circa di quei 51.000 ettari sono irrigati a pioggia, cioè quindi strutture tubate, quindi reti a pressione, per metà canalette. Servite da quell'area ci sono 18.000 imprese agricole, 30.000 addetti fissi,
200 milioni di PLV, attenzione, produzione lorda vendibile, cioè il prodotto di quello che dà la terra. Questi non si riferiscono all'indotto. L'indotto sapete bene che potrebbe essere 10 volte tanto. Quindi quella piccola area là, per quello che la derivazione consente di fare, ha un prodotto che solo di produzione ammonta a 200 milioni. Lo dico perché? Perché questi sono i dati di fatto che noi abbiamo analizzato facendo uno studio piuttosto approfondito, servendoci anche di consulenze. Andiamo avanti. Sulle reti derivate, questa è un'altra slide che in qualche maniera presenta dei punti neri, ognuno di quei punti neri sono piccoli impianti idroelettrici, mini idro, il famoso mini idro, ne abbiamo 49 sulle reti derivate dal consorzio Piave, non nostre, non nostre. Ce ne sono dell'Enel, Green Power, 5, ce ne sono nostre, 11 per fortuna. La rimanenza, circa una trentina, sono di proprietà di ditte private. Sono mini idro, producono poco, 21 megawatt totale della potenza media annua, 135 milioni di kilowattora anno di producibilità. Sono numeri che sono una bazzecola rispetto a quello che avete appena sentito dal collega Savio, però sono piccole aziende che fanno di questa attività una fonte di reddito e che quindi è strettamente legata alla presenza d'acqua. Andiamo avanti. Un'altra importante, non c'è solo irrigazione, non c'è solo produzione idroelettrica, c'è un territorio che vede dell'acqua che altrimenti non vedrebbe. E questa slide molto schematica mostra le due prese, magari non si legge, ma in alto Fener, più in giù Nervesa, e due aree colorate con dei colori più o meno scuri. La prima area è quella sopra la linea delle risorgive ed è lì che c'è la prima area che viene interessata da derivazioni, ma le restituzioni delle derivazioni e la permeazione che esse consentono di fare attraverso un terreno molto permeabile alimentano l'acquifero indifferenziato con effetti anche su tutta l'area che vedete in giallo più scuro a valle a sud di Treviso e a ridosso della laguna di Venezia. Quindi quella parte sopra è il consorzio Piave, che io dirigo, la parte sotto è un altro consorzio, il consorzio Acque Risorgive, che vede legata la presenza d'acqua alle nostre derivazioni, per storia. Per storia. Il fiume Sile, che vedete tagliare proprio, il fiume Sile proprio nasce, si legge in tutti i libri, i documenti, il più grande fiume di risorgiva d'Europa. Benissimo, è vero, è il più grande fiume di risorgiva d'Europa, però è posto lì, guarda caso, alla base di un materasso molto permeabile, con sopra derivazioni a carattere annuo. Non l'avevo detto. L'estate l'irrigazione dura 3 mesi, 4 mesi, ma l'esercizio di quei canali che vedete è annuale. È annuale. Cosa succede? Che nei centri principali, siamo a Treviso, i corsi d'acqua che entrano in Treviso, ben noti corsi d'acqua, Botteniga, Siletto, il Cagnan, Buranelli, e il Sile stesso che lo percorre proprio il margine sud della città murata, sono corsi d'acqua che contengono una quota rilevante d'acqua prelevata dal Piave. Pensate che il Botteniga che arriva dal nord ha l'80% d'acqua proveniente dal Piave. Il Sile stesso ne ha il 20%. Dico, questi numeri sono documentati, abbiamo fatto ben 2 sperimentazioni proprio volte a misurare questa quantità. Quest'acqua qua deriva dal Piave. Lo dico perché poi ragioneremo anche sulle conseguenze che questo può avere. Alcune immagini, Treviso, Porta Fragiocondo, questo è il Botteniga che entra in centro, attraverso le mura. Il Botteniga che entra e si divide in Siletto, Buranelli e Cagnan. Questo è un esempio di quello che del territorio che si è formato a nord di Treviso lungo le sponde di corsi d'acqua. Questo è il Brentella, il canale Brentella Montebelluna, vedete che si inserisce in un contesto, è un habitat esso stesso perché si vede l'acqua scorrere in mezzo a un territorio coltivato. Ci sono delle aree, ci sono dei canali, questo è il canale del Bosco sotto una collina morenica naturale che lo percorre alla base della collina e che viene frequentata la strada anche per usi turistici, per fruizione da parte dei frontisti, di chi ci sta là, e anche c'è gente che fa strada per venire a correre lungo i 20 chilometri che affiancano questo corso d'acqua. Perché? Perché il territorio acquisisce un paesaggio
di pregio proprio in virtù della presenza dell'acqua. Questo è Castelfranco Veneto, sono alcune foto, Castelfranco Veneto, le fosse di Castelfranco Veneto, città murata, medievale, questa è tutta acqua, questa non è una percentuale, questa è tutta acqua che deriva dalla presa di Fener. La Villa Revedin Bolasco, una delle ville più rinomate proprio vicino a Castelfranco Veneto, nel centro di Castelfranco Veneto, gode di questo meraviglioso panorama proprio per l'acqua derivata dal fiume Piave. Questo va detto perché è così. Vado veloce, l'abbiamo già detto, 2022-2027 è il periodo che ci aspetta, abbiamo a che fare con la direttiva quadro acque, con la direttiva dei flussi ecologici che entra in vigore il 1° gennaio 2022, con l'aggiornamento del piano di gestione delle acque che è l'altro elemento della norma che stiamo collaborando anche noi e che l'autorità di distretto sta mettendo a punto. Tutto questo cosa comporta per noi? Comporta intanto l'analisi del dato così come letto dai documenti allegati al piano di gestione. Abbiamo parlato, i colleghi hanno parlato prima di stato chimico, buono o non buono? Io ho tracciato qui sopra lo stato chimico di Piave e di Sile e figura negli atti dei documenti del piano di gestione come buono e in alcuni tratti sconosciuto. L'obiettivo di qualità stato ecologico buono, quello di prima era chimico, ora ecologico. Il tratto di Piave che arriva fino a Ponte di Piave, fino a poco a nord di San Donà, è buono e in un tratto sconosciuto e addirittura cattivo a valle di Ponte di Piave, laddove l'acqua affiora. Il Sile è sufficiente nel tratto che attraversa Treviso fino a Valle di Treviso. Perché lo dico questo? Perché dobbiamo tenere conto anche delle relazioni tra fiume e fiume nell'applicazione della direttiva. Perché? Cosa succede se riduco, questa è una bella vista della nostra opera di presa principale, quella di Nervesa. Vedete il Piave che la attraversa, che lo sbarra, la derivazione in destra e il deflusso minimo vitale, ormai ne è stato ben parlato, che oggi viene rispettato a valle. Ci siamo già adeguati dal 2005 al deflusso minimo vitale. Cosa succede? Passando da DMV a DE, i numeri sono questi. Il DMV, cito solo due numeri, il DMV a Nervesa 10,2 oggi, dalle comunicazioni già avvenute dal Genio Civile regionale, il DMV a Nervesa sarà, a partire del 1° gennaio 2022, dell'ordine dei 33. Dell'ordine dico, perché? Perché è in corso la sperimentazione, deve ancora chiudersi, c'è la possibilità di intervenire su quel valore, però vedete già che i rapporti sono quelli, 3 volte tanto. Cosa succede questa cosa per noi? Ci sono degli effetti positivi e negativi. Positivi il miglioramento dello stato ecologico del fiume Piave, non c'è dubbio, ma gli effetti negativi sono molteplici: riduzione della portata disponibile, diminuzione della portata accumulata nei laghi alpini, perdita di produzione agricola. E vediamo alcuni? Questi sono i laghi del 2005, il lago di Pieve di Cadore vuoto, semivuoto. Il DMV oggi dà una stagione critica su 20. Con il DE avremo 1 anno su 2 di criticità. Criticità per noi vuol dire riduzione maggiore del 50% della portata derivabile, quindi vuol dire non coltivare più. Minor produzione agricola, col DMV abbiamo circa 200 milioni di produzione lorda vendibile del solo prodotto. Con il DE abbiamo misurato un 46% in meno, ma non ha senso misurarlo così, questo da questioni agronomiche, perché si sa che una ditta, un'impresa, se non ha un margine, non la pianta neanche, non pianta nulla, evita. Quindi totale perdita della produzione agricola nel caso in cui non ci sia disponibilità d'acqua. Minore produzione di energia rinnovabile, diciamo poco però per noi è tanto, perché ci sono ditte che vivono, imprese che vivono anche di questa produzione. Da 135 milioni di kilowattora ne verrebbero fuori 85 milioni in meno. Impatto sui servizi offerti, i cosiddetti servizi ecosistemici, di cui non abbiamo ancora parlato, ma che sono tutti quei servizi correlati alla presenza d'acqua. E c'è quello turistico-ricreativo, c'è quello estetico-paesaggistico di cui abbiamo visto qualche traccia su qualche foto, la bellezza del territorio, il paesaggio particolare che in virtù della derivazione c'è in questi luoghi, la ricarica della falda, abbiamo visto il Sile e tutti i corsi d'acqua e fiumi di risorgiva che vanno verso la laguna.
c'è la diminuzione della restituzione, sarà evidente, le fossi Castelfranco saranno così, in secca, questa è durante l'asciutta annuale, in secca. Anche Treviso stesso è una città d'acqua Treviso, città d'acqua, però d'acqua il rischio è di trovarsi dal Cagnan, questo è un ramo del Cagnan, con una bella portata, praticamente un fondo appena bagnato, questo in soli 7 giorni di assenza d'acqua, 7 giorni. Conclusioni, vado velocemente a conclusioni. Abbiamo formulato tutti questi impatti, raccolto tutti questi impatti in un documento, lo abbiamo messo a disposizione di tutti gli attori, tutti i nostri, diciamo, le autorità, dalle autorità di distretto alla regione, all'ARPA, perché per noi è ora importante, è fondamentale passare da un'emergenza, quella che avevo evidenziato, a un sistema che abbia un nuovo equilibrio sostenibile. Non c'è dubbio, dobbiamo passare di qua. Dobbiamo fornire dati, informazioni nella massima trasparenza e collaborazione con gli altri attori istituzionali. Questo è il nostro impegno. Chiediamo però di attivare da subito i meccanismi di esenzione previsti dalla direttiva quadro acque, qualora sussistano le evidenze che vi ho appena illustrato, di esenzione anche temporanea, perché dobbiamo in qualche maniera scardinare la data del 1° gennaio 2022, perché altrimenti l'anno prossimo a quest'ora non irrighiamo, per garantire la conservazione dell'acqua, degli accumuli. Quello che ha detto l'ingegner Savio prima è devastante, cioè non aver più l'acqua nei laghi alpini, per noi sarebbe neanche iniziarla la stagione irrigua. Sperimentare a fondo la relazione fiume-territorio, fiumi di risorgiva, quindi analizzare proprio quel rapporto che per noi è fondamentale in quest'area, visto le particolarità di quest'area. E qui dico, l'abbiamo scritto da tante parti, recuperare le cave estinte con finalità di accumulo d'acqua. Ci siamo riusciti con una fatica tremenda in 2 casi, ma ce ne sono molte nell'alta pianura, cave estinte o in via di estinzione che possono fornire accumuli sostanziali, accumuli in qualche maniera rilevanti per l'attività irrigua. Ci vogliono almeno ordini di grandezza di 1 milione, 1,5 milioni di metri cubi, quindi non piccole invasi, ma ci sono. Potremmo fare anche questo potrebbe essere una garanzia di accumulo fuori periodo nei momenti di crisi. E infine il ridurre il prelievo dal Piave a fini irrigui. Non c'è dubbio che le canalette vanno sostituite. Le canalette vanno sostituite con impianti moderni, bisogna andare verso la goccia. Bisogna abbandonare anche la pluvirigazione perché consuma, con quelle temperature che si presentano, consuma la goccia, ma per fare goccia servono impianti tubati a pressione che costano. Per noi abbiamo stimato il costo, i progetti sono in via di ultimazione, sono 200 milioni di euro, la trasformazione di circa 22.000 ettari oggi irrigati a scorrimento, la trasformazione di questi comporta una spesa di circa 200 milioni di euro. Ci impegniamo anche a fare che cosa? A razionalizzare la distribuzione, perché dobbiamo usare metodi moderni per farlo, a far pagare chi usa l'acqua, questo è un principio della norma che noi siamo in qualche maniera i depositari di una concessione e dobbiamo fare in modo che paghiamo all'autorità, dobbiamo fare in modo che chi usa a sua volta paghi l'acqua, controllare gli abusi e infine, per chiudere, comunicare il valore dell'acqua, perché bisogna cambiare atteggiamento tutti, dall'utilizzatore a noi. Nel momento di usare l'acqua dobbiamo capire che se è a costo basso, se è in quantità sufficienti, dipende dal valore che riusciamo a dare. Io vi ringrazio, questo è il Piave l'altro giorno, il martedì 1 giugno a Salettuol, qui vicino a Macerata, conforta, perché lasciamo un messaggio positivo, ci sono oltre 100 metri cubi d'acqua oggi e quindi va bene che sia così. Vi do appuntamento a settembre per un ulteriore approfondimento sul deflusso ecologico che organizzeremo e vi sapremo dire a tutti. Grazie.